Bene, allora ben ritrovati a tutti quanti e ricordo che anche l'incontro di oggi che si svolgerà con la solita modalità, faremo una prima parte, poi un'interruzione di circa un quarto d'ora e poi riprenderemo con la seconda parte. Ricordo soprattutto alle sedi che sono collegate in streaming che hanno verso la fine del quarto d'ora di interruzione possono, o anche durante il quarto d'ora di interruzione, possono inviare all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it le domande emerse durante il momento dedicato alla discussione. Approfitto anche per dire che mi sono arrivate delle segnalazioni di discussioni su alcuni argomenti, in particolare per quanto riguarda la definizione di radice quadrata che ho dato la settimana scorsa, che diciamo differisce in parte da quanto scritto su molti libri di testo. Allora, non credo di avere il tempo oggi di riprendere questo discorso e di affrontarlo più approfonditamente. Se per caso mi rimane tempo magari lo faccio alla fine della lezione, però credo di avere già abbastanza materiale oggi da proporvi. In ogni caso vi metterò magari del materiale disponibile su Moodle nelle prossime settimane e quindi riceverete le email quando il materiale sarà disponibile. Bene, quindi direi che possiamo iniziare e l'argomento di oggi riguarda soprattutto le frazioni. Se avete letto un pochino il programma della lezione di oggi, vorrei arrivare a parlare anche di numeri irrazionali, ma solo ad accennarne, credo, e parleremo più diffusamente delle frazioni invece. Beh, innanzitutto il concetto di frazione emerge nella vita di tutti i giorni, usiamo comunemente delle frazioni in vari tipi di espressioni, per esempio parliamo di 3/4 d'ora, del 20% di sconto, di 5 centesimi di euro, di mezzo chilo di farina e così via, si possono fare moltissimi esempi. Usando queste frasi della vita di tutti i giorni non abbiamo molti dubbi su che cosa significano, tuttavia dobbiamo arrivare a una definizione di frazione di qualche cosa. Allora, in generale, diciamo tutti i casi precedenti, vedete, in alcuni casi ho scritto veramente delle frazioni, in un caso ho scritto 20%, ma sappiamo tutti che quel 20% lo possiamo scrivere come 20 fratto 100. Quindi tutte queste espressioni rientrano in questa espressione generale m fratto n, dove m ed n per il momento diciamo che siano numeri naturali con n diverso da 0. Allora, prendere m fratto n di un qualcosa che identifichiamo come il tutto significa prendere questo tutto che abbiamo a disposizione, dividerlo in n parti uguali e prendere m di queste parti. E fin qui diciamo è tutto estremamente diciamo semplice. Tuttavia qualche volta non è facile identificare che cos'è il tutto in maniera ben chiara. Per esempio, se io vi propongo questo disegno, non è chiaro se sto prendendo 4 terzi o 4 sesti, potrebbero essere anche 4 unità, perché non ho specificato qual è il tutto di riferimento. Quindi in questo caso semplicemente guardando questa figura potremmo avere dei dubbi. Allora, ritornando a quello che abbiamo detto anche nelle lezioni precedenti, uno strumento estremamente comodo per introdurre i numeri è la retta e quindi ritorniamo sulla retta che abbiamo già introdotto nei primi 2 incontri. Adesso qui sulla retta ho già messo alcune cose che conosciamo, ho fissato lo 0, ho fissato l'unità e l'ho indicata con 1,
e sappiamo che quell'1 significa che la lunghezza del segmento di estremi, i punti che ho indicato con 0 e con 1 è quello che noi consideriamo 1, l'unità. E poi andiamo a fissare i punti 2, ci potrebbero essere i punti corrispondenti ai numeri negativi e così via. L'ambiente che abbiamo già introdotto, quindi la retta è anche ordinata. Allora, se qui noi vogliamo considerare una frazione del tutto, questo tutto sarà l'unità, quindi il segmento di lunghezza unitaria, quindi quel segmento di estremi 0, 1. Perciò se vogliamo prendere la frazione 1/5, vorrà dire che prenderemo il segmento, che adesso indico così, 0, 1 tra parentesi quadre, vuol dire che prendo il segmento di estremi 0, 1, e lo divido in 5 parti di uguale lunghezza. Vado a prendere questa parte di questo segmento e vado a considerare quella parte che ha un estremo che coincide con lo 0 e l'altro estremo, che lo mettiamo sempre dalla parte dei numeri positivi, lo chiamiamo 1/5. E con questo abbiamo fissato una di questi segmenti di lunghezza che chiamiamo 1/5 dell'unità. Poi non diremo più che facciamo riferimento all'unità. Detto questo, possiamo anche andare a prendere più segmenti, tutti di lunghezza 1/5. Per esempio, se vogliamo considerare 4 segmenti di lunghezza 1/5, possiamo prendere il nostro segmento, spostarlo per 4 volte e considerare il numero che possiamo indicare con 4 per 1/5, vuol dire che prendiamo 1/5, lo moltiplichiamo per 4 volte, stiamo facendo dal punto di vista del guardare sulla retta e operare sulla retta esattamente quello che facevamo per considerare il numero 4 quando prendevamo gli interi, voleva dire prendere il segmento di lunghezza 1, riportarlo 4 volte sulla retta e andare a guardare dove andava a finire. E qui facciamo la stessa cosa la indichiamo anche con lo stesso simbolo, ma sempre per semplicità di notazione, per scrivere le cose in maniera più sintetica, il punto che sarà l'estremo di questo segmento lungo 4 volte il segmento lungo 1/5, lo chiameremo anche 4/5, e in analogia a questo potremo definire generica frazione m fratto n, dove il denominatore n deve essere un numero naturale ma diverso da 0 e il numeratore può essere un numero intero relativo. In particolare, il caso che abbiamo visto adesso con 4/5 rientra nel caso che vedete scritto adesso sullo schermo, che è il caso in cui il numeratore è un numero intero positivo e quindi m fratto n per definizione equivale a prendere m volte il segmento di lunghezza 1 fratto n. Se m è uguale a 0, 0 fratto n diciamo che fa 0, e se m è negativo, ricordiamo che meno m è positivo, quindi prendendo il numero meno m ritorniamo nel primo caso che vedete scritto lì, quindi io posso definire meno m fratto n e poi prenderne l'opposto. Adesso ho un po' abusato del linguaggio che avevo utilizzato rigorosamente nelle lezioni precedenti, specifico un po' meglio. Allora, se m è un numero negativo, rileggiamo cosa c'è scritto lì, c'è scritto meno m
per 1 fratto n. Allora, questa cosa che è scritta tra parentesi rientra nel primo caso che è scritto lì sullo schermo, perché meno m è positivo, quindi meno m per 1 su n significa prendere 1 su n meno m volte. Dopo che ho fatto questa operazione, prendo l'opposto. Adesso non abbiamo definito l'opposto di un numero, di una frazione, di un numero razionale. Tuttavia, se per gli interi abbiamo detto che l'opposto è simmetrico rispetto all'origine, a questo punto dire che prendiamo, che con quel segno meno indichiamo il simmetrico del punto meno m per n rispetto all'origine è una cosa immediata, diciamo, non crea nessuna difficoltà concettuale per accettare quest'idea. Quindi in questo modo possiamo pensare di aver definito tutti i numeri razionali, positivi e negativi. Quindi se andiamo di nuovo a guardare la nostra retta, adesso cosa c'è? Beh, c'erano, spero che si veda bene sullo schermo, mi sembra di sì. Allora, c'erano i punti 0, 1, 2, poi ho diviso il segmento di estremi 0, 1 in 5 parti e ho indicato il punto 1/5, poi moltiplicando 1/5 per un qualunque numero positivo m, vado a trovare sulla retta il punto corrispondente al numero razionale m fratto n con m positivo. Poi c'è 0 fratto 5, lo vedete scritto lì che coincide con 0 per definizione, e poi se il numero m abbiamo detto è negativo, lì ne ho indicati pochi perché non userò tanto i numeri negativi in questa situazione, in questa lezione. Per esempio se m è uguale a meno 2, per trovare il punto sulla retta che corrisponde a meno 2/5, farò meno 2, cioè prendo 2, trovo il punto 2/5, che è qui, e poi ne prendo l'opposto e vado a indicare il punto meno 2/5. Così la nostra retta, adesso su questa retta non abbiamo più solo i numeri naturali, i numeri relativi che comprendono i naturali e i numeri interi negativi, ma abbiamo anche tutti questi numeri che adesso abbiamo visto solo con il denominatore uguale a 5, e ce ne sono, insomma, ne abbiamo messi qui un po'. Vorrei fare alcune osservazioni che sono interessanti, sempre con l'idea che per me la retta è un laboratorio da presentare ai ragazzi e vedere anche loro cosa vedono, pensano, trovandosi i numeri scritti sulla retta. Una proprietà interessante da mettere in evidenza, che può tornare fuori in diverse situazioni, è quella che qui ho scritto in maniera un po' forse azzardata, dicendo che il segmento 0,1/5 è uguale al segmento 0,1. Cosa vuol dire? Allora, sicuramente uguale non significa che ha la stessa lunghezza in questo contesto, d'accordo? Spesso credo che usiate tutti dire che due segmenti sono uguali per dire che hanno la stessa lunghezza. Ecco, questo no, assolutamente. Ma se noi guardiamo la retta e abbiamo il segmento 0,1, possiamo usare una lente di ingrandimento, possiamo, se abbiamo lo schermo di un computer, zoomare l'immagine e far sì che qui ho cercato, non potendo utilizzare non sapendo io utilizzare in realtà un'animazione, se io penso di partire dalla retta che ho disegnato sotto e di zoomare l'immagine, posso pensare che questo punto che è lo 0 rimane qui, il punto 1/5
si sposta e magari questo segmento lo faccio diventare grande come segmento 0,1. C'è differenza in quello che vedo? No, la retta è sempre tutta piena di punti, non è cambiato niente. Dopo posso ritornare indietro, rimpicciolire la mia figura, quindi diciamo è un quinto, un segmento che ha lunghezza un quinto del segmento 0,1, però se io vado a guardarlo un po' più in piccolo non vedo differenze. Su questo torneremo più avanti, ma volevo mettere in evidenza un attimo questa proprietà. Un'altra osservazione, vabbè, noi abbiamo fatto una certa operazione, dall'unità siamo passati a un quinto, ma non c'era motivo di scegliere il numero 5. Naturalmente la stessa operazione la possiamo fare qualunque sia il numero naturale n, purché sia diverso da 0. Quindi in generale prendo il segmento di lunghezza unitaria, lo divido in n parti di uguale lunghezza e a quel segmento che ottengo, che ha un estremo coincidente con 0 e all'altro estremo, do il nome di 1 fratto n e così posso procedere a indicare tutti i punti che corrispondono ai numeri razionali che hanno denominatore n e numeratore un numero relativo m. Qui ho indicato solo i positivi perché in realtà appunto guarderemo poco i numeri razionali negativi perché le cose significative le guardiamo in quelli positivi. Dall'altra parte si ottiene tutto per simmetria, quindi non ha tantissima importanza soffermarci su questo. Una proprietà interessante che riutilizzeremo più avanti è che quando prendiamo n volte il segmento di lunghezza 1 fratto n otteniamo sempre 1. Ma questo per costruzione si vede, ho preso 1, l'ho diviso in n parti uguali, se ne prendo n trovo 1 di nuovo. Adesso ritorniamo un attimo a quell'osservazione di prima, che il segmento 0, 1 su n, non in lunghezza, ma come proprietà qualitative sulla rete, è come se fosse il segmento, è come se fosse il segmento 0, 1. Cosa intendo dire? Posso prendere il segmento 0, 1 su n. Adesso prendo questo come unità. Credo che su tutti i libri ci sia scritto che i numeri del tipo 1 fratto n si chiamano unità frazionaria. È un linguaggio al quale non sono abituata, però credo che sia una delle definizioni che si danno. Adesso prendiamo quindi 1 fratto n come se fosse l'unità. E la possiamo, siccome ha un segmento della retta, adesso lì è disegnato un po' piccolino, quindi cosa faccio? Faccio una bella zoomata, lo faccio diventare grande come il segmento 0,1 e lo divido questa volta in m parti, con m diverso da 0. Quindi ho trovato l'ennesima parte del segmento lungo 1 fratto n. Allora, ho ingrandito il mio segmento 1 fratto n, l'ho ingrandito in modo da vederlo bene qui, l'ho diviso in m parti, poi devo ritornare indietro al punto qui. Era diventato così piccolo che non si vede quasi che questa freccetta blu non è sul punto 0 ma è un po' più in là, e quello che mi chiedo è come posso chiamare questo punto che ho trovato qui, che numero associo a questo punto qui, perché io so come chiamare le frazioni del segmento 1. Adesso sto lavorando con una frazione del segmento 1 fratto n e quindi non so come chiamarlo. Però quando non so come
come assegnare i nomi alle cose, e questa secondo me è un'attività interessante da fare con i ragazzi, perché avranno l'occasione di scoprire che la matematica non è qualcosa che si butta lì e che loro devono accettare e basta, ma che possono anche loro trovare il modo di scrivere o di chiamare le cose e vedere se si riesce ad arrivare insieme a una definizione, a una notazione che sia comoda da utilizzare. Quindi adesso io vi propongo un percorso di ragionamento che si può fare su che nome dare a quella cosa lì. Naturalmente i ragazzi magari in classe potrebbero discutere e parlare a ruota libera o seguendo altri percorsi, però io vi presento un percorso rigoroso nel quale magari, tenendo presente il quale si può un pochino indirizzare la discussione insieme ai ragazzi o guidarla. Allora, vogliamo trovare un nome adatto a quel punto lì. Allora, non sappiamo bene come chiamarlo, allora adesso lo chiamo A. Potrei chiamarlo in qualsiasi modo, ho bisogno di scrivere delle cose, quindi intanto comincio a chiamarlo A. Questo A, come funziona? Ho preso il segmento 1 fratto n, l'ho diviso in m parti. Beh, vuol dire che se prendo m volte questo pezzettino, trovo quella che era l'unità di riferimento in quel contesto lì. Quindi ritrovo 1 fratto n. Quindi m, questo numero A deve avere questa proprietà che m per A fa 1 fratto n. Però noi sappiamo anche, l'avevamo detto prima, che se prendiamo n volte 1 fratto n troviamo 1. Allora, 1 fratto n adesso è anche uguale a m per A, e allora se nell'espressione che c'è scritta qui n per 1 fratto n uguale a 1, al posto di 1 fratto n scriviamo questa espressione qui sopra, m per A, otteniamo che n per m per A deve essere uguale a 1. Qui vedete che ho scritto questo per, l'ho sempre scritto esplicitamente perché intende una moltiplicazione per un intero, cioè vuol dire prendere una cosa m volte e poi il risultato prenderlo m volte, quindi esattamente quello che diamo come definizione di moltiplicazione ai bambini in prima elementare. Quindi lo scrivo esplicitamente per questa ragione, per ricordare che si tratta effettivamente di prendere m volte questa quantità A. Ma siccome questa è una moltiplicazione vera e propria, se è una moltiplicazione noi vogliamo sempre che abbia sempre le stesse proprietà che siamo abituati ad utilizzare. Ma allora scrivere n per, aperta parentesi, m per A, se quella è una vera moltiplicazione, deve essere uguale a n per m moltiplicato A, che sappiamo deve essere 1. Deve essere 1. Ho dimenticato di scriverlo, questa ultima espressione deve essere uguale a 1. Allora, forse potrebbe già venirci in mente che nome dare a questo numero A. Prima di scriverlo facciamo un'altra osservazione. Facciamo un'altra osservazione che è questa. Io ho scelto di dividere l'unità in n parti e poi ho preso come unità 1 fratto n e l'ho divisa in m parti. Potrei chiedermi cosa succede se parto dall'unità, la divido in m parti e poi prendo come unità 1 fratto m e la divido in n parti. Cosa significa questo? Questo significa scambiare i ruoli tra n ed m. Ripercorriamo il percorso fatto.
scambiamo le lettere M ed N e scopriamo che viene fuori la stessa cosa. Troviamo sempre un numero che moltiplicato per N per M ci deve dare 1. E allora è esattamente come prendere l'unità e dividerla in M per N parti. Era la definizione che avevamo dato all'inizio. Allora abbiamo scoperto qual è il nome giusto da dare a quel punto ottenuto così. E osserviamo che c'è una moltiplicazione, c'è scritta già lì almeno una proprietà di una moltiplicazione che riconosciamo e naturalmente una volta che abbiamo introdotto questi numeri, che chiameremo numeri razionali, ci chiediamo come operare con questi numeri, cioè che operazioni fare. Allora, per prima cosa sicuramente vorremmo poter sommare le frazioni e andiamo ad analizzare il caso più semplice. Il caso che c'è scritto qui è il caso di due frazioni che hanno lo stesso denominatore. Quindi abbiamo preso l'unità, l'abbiamo divisa in n parti e andiamo a sommare. Allora, a parte i nomi che ci sono scritte, le etichette che ho messo ai vari punti, se voi guardate solo la retta e i punti senza guardare cosa c'è scritto sotto, potremmo tranquillamente dimenticarci di avere a che fare con frazioni. Potreste andare a prendere una delle slide che avevo preparato per la somma di interi e rimane tutto uguale, salvo le cose che ho scritto sotto. Quindi non c'è tanto da dire in questo caso, possiamo semplicemente mettere in evidenza che come somma di numeri positivi abbiamo detto che prendiamo la somma delle lunghezze di dei segmenti corrispondenti a quei numeri, che per sommare significa che prendiamo un segmento, lo mettiamo vicino all'altro in modo da far coincidere uno degli estremi nel modo corretto e per vedere il risultato andiamo a guardare, scusate non vedo il mouse, qui. Ah, ecco. Andiamo a guardare dove va a finire l'estremo del segmento. A parte il fatto appunto che ci sono i denominatori ma non c'è nulla di diverso, sia per quanto riguarda la somma e la sottrazione oppure la somma di numeri negativi come abbiamo visto. Anche in questo caso guardiamo tutto come lunghezze di segmenti e sappiamo come operare quando un numero è negativo, andiamo ad accostare questa volta i segmenti facendo coincidere l'estremo destro e andiamo a vedere dove va a finire qui il segmento per cui otteniamo. Di nuovo, se ci dimentichiamo che ci sono i denominatori, è tutto uguale a quanto visto con i numeri interi relativi, per cui non mi soffermo, tutte le proprietà in questo caso sono esattamente le stesse della somma tra interi relativi, non vale la pena di soffermarsi di più. Le cose invece diventano un po' più interessanti quando prendiamo due frazioni che hanno denominatore diverso. Denominatore diverso. Allora, facciamo sempre, ribadisco che per me la retta è un laboratorio, quindi prendiamo degli esempi concreti, cioè degli esempi particolari più che concreti, e lavoriamo con questi esempi come se stessimo lavorando in un laboratorio, quindi anche qui possiamo provare, vedere cosa ci viene in mente, cosa potremmo provare a fare e così via. Allora, di nuovo guardiamo questi numeri 1/2 e 2/5 come le lunghezze dei segmenti
di estremi 0 e un mezzo e 0 2 quinti, vedete che per il momento li ho messi su due rette diverse, dove in una ho rappresentato tutti i numeri razionali con denominatore un mezzo, nell'altra quelli con denominatore un quinto, per comodità per il momento. Se devo sommarli, abbiamo detto, devo prendere un segmento, attaccarlo all'altro in modo tale che un estremo coincida e devo andare a vedere dove finisce, dove va a finire l'estremo destro del segmento. Se sono fortunata, questo segmento va a finire in uno dei punti che ho messo in evidenza lì, ma come in questo caso, se sono in una situazione come questa, qui il segmento finisce in un punto della retta che non è tra quelli che avevo evidenziato. E questo è vero sia se lavoro su questa retta, ma anche se vado nell'altra. Qui ho tratteggiato la retta che va di qua per far vedere che nemmeno sull'altra andrei a finire in un punto di quelli già segnati. Quindi sicuramente il risultato di questa somma non è né una frazione con denominatore 2 né una frazione con denominatore 5. Se facendo questa operazione può accadere, vado a finire in uno dei punti già segnati o su una retta o sull'altra, il risultato lo conosco. Adesso mi sono messa in uno di quei casi in cui devo fare qualcos'altro. Allora, cosa fare a questo punto? Cosa fare a questo punto per vedere quanto fa un mezzo più 2 quinti? Ricordiamo un po' le cose che abbiamo detto poco fa. Io posso prendere sia un mezzo come unità e posso dividerla in 5 parti, ma posso prendere anche un quinto e dividerlo in 2 parti. In ogni caso trovo un decimo. Scusate, salto queste slide. Qui ho messo in evidenza queste due cose, spero che i colori si vedano, sì. Allora, qui c'è la retta dove ci sono tutte le frazioni con denominatore 5 in rosso e ho diviso a metà l'unità, diciamo un quinto, per ottenere un decimo, così come sulla retta dove ho messo le frazioni con denominatore 2 l'ho divisa in 5 parti e abbiamo visto prima che questo è vero in generale, trovo sempre un decimo. Allora, se adesso vado a mettere tutto sulla stessa retta, vediamo che questa retta si colora un po', ci sono diverse cose su cui torniamo dopo. Mettiamo anche i due segmenti che avevamo considerato e adesso osserviamo che il punto finisce in uno dei punti colorati, che è 9 decimi. Se vogliamo provare ad astrarre cosa abbiamo fatto, prendiamo sempre il caso particolare. Abbiamo visto che 2 quinti l'abbiamo scritto come 4 decimi, un quinto l'abbiamo scritto come 5 decimi e quindi questa somma l'abbiamo trasformata in 4 decimi più 5 decimi che rientra nel caso di somma che avevamo fatto prima e quindi basta sommare i numeratori e fare 4 più 5 fa 9. Va bene, sono tutte cose ben note. Però sì, l'altra cosa osserviamo che possiamo ancora osservare qualcosa su questa operazione. Osserviamo che questo significa, come sappiamo bene, scrivere la prima frazione con un denominatore uguale al suo denominatore per il denominatore dell'altra e anche la seconda frazione la scriviamo come con denominatore il suo denominatore per il denominatore dell'altra. E questo è il modo in cui possiamo operare.
possiamo dire in generale che vale questa formula qui. Ecco, prima di dire ancora qualcosa, questa formula vale in generale, in realtà abbiamo visto un caso particolare, passare dal caso particolare alla formula generale non è una cosa corretta in generale, però bisognerebbe riconoscere nei passaggi che abbiamo fatto nel caso particolare delle cose che sono valide in generale. Per esempio, nell'operazione di scrivere 2 quinti uguale a 2 per 2 fratto 2 per 5, riconosciamo quelle operazioni che abbiamo detto prima, prendiamo 1 su n, lo dividiamo in m parti, m di quelle parti fanno 1 su n e questo per esempio è scritto qui in questa operazione 2 quinti uguale 2 per 2 fratto 2 per 5. Ci sarebbero tante altre cose da dire su questo, le conoscete bene, vado avanti perché ho tante altre cose da dire. Naturalmente in questa lezione ci saranno tanti punti nei quali ci si può fermare e fare osservazioni di questo tipo. Vado un po' avanti per poter dire delle cose anche più interessanti. Quindi dal caso particolare, riconoscendo che ci sono delle cose che si possono fare in generale, arriviamo a una formula generale che è questa. Allora, facendo queste operazioni anche, cominciamo a vedere tante cose su questa retta e possono nascere delle domande che anche vanno al di là del semplice fatto che stiamo facendo delle somme. Vediamo un po' quali idee possono venire su queste cose. Beh, una cosa immediata che si vede è che alcuni punti sono colorati in tanti modi. Vediamo se li ho scritti, per esempio c'è 3 quinti che è 3 quinti dove è finito qui, è uguale anche a 6 decimi. Il punto 2 che è qua, infatti ha 6 decimi, ha 2 colori, è giallo e rosso. Poi il punto 2 per esempio posso scriverlo come 4 mezzi, il 2 si vede un po' che c'era il nero sotto, e i numeri interi erano colorati in nero. Poi è anche scritto come 4 mezzi e quindi è blu, 10 quinti è rosso e 20 decimi è giallo. Questo è inutile che dica, che porta a enunciare il teorema di semplificazione, cosa che era implicita anche nei passaggi che ho fatto nella slide precedente. Vado avanti su questo, ci sarebbero anche qui cose da dire. Altra cosa che si vede è che sulla retta ci sono tanti punti che corrispondono a numeri razionali. Adesso qui già ce ne sono tanti, ma ho messo solo quelli con denominatore 2, denominatore 5, denominatore 10, ma posso prendere quelli con denominatore 3, quelli con denominatore 10 alla 12 e così via. Quindi se provo a metterli, e questa è una cosa che i ragazzi forse può anche divertire, provare, andare a vedere, a un certo punto non riesco neanche più a colorarli questi punti. Già avrete notato che dalle prime slide a questa ho rimpicciolito i pallini per indicare i numeri, perché già a questo punto se no andava tutto una cosa sopra l'altra. E torna il fatto che se vogliamo rappresentare delle cose piccole abbiamo bisogno di zoomare, e lo possiamo fare perché la retta ha questa proprietà che zoomando si vede sempre la stessa cosa, anche se i riferimenti sono diversi. Così come se voglio rappresentare numeri grandi magari devo zoomare all'indietro per poter rappresentare, se volessi su questa retta rappresentare 1 milione, non ci sto, devo ritornare, devo rimpicciolirla, però è sempre la retta, è in grande e in piccolo, si vede sempre la stessa cosa. Anche qui uno potrebbe già chiedersi qualcosa su quanti sono questi punti. Sono tutti, ci sono punti che si scrivono, tutti i punti si scrivono così oppure no, chi lo sa. E quindi sono comunque domande che
varrebbe la pena che i ragazzi si ponessero anche da soli, magari non possono trovare la risposta, ma magari gli rimane una curiosità che poi il giorno in cui avranno una risposta vedranno soddisfatta. Ecco, appunto, la domanda è quanti sono i punti, ma dato un punto lo posso sempre scrivere come punto corrispondente a una frazione. Vedremo, adesso spero di arrivare in questa lezione fino alla fine a rispondere anche a questa domanda. Però vale la pena, quando si mettono i numeri razionali sulla retta, provare a vedere anche cosa pensano i ragazzi di queste cose, anche senza rispondere eventualmente. Ancora una cosa che abbiamo già sottolineato per i numeri relativi, ma che è estremamente importante: una volta che i numeri si rappresentano sulla retta, verificare la relazione d'ordine tra i numeri è immediato, perché un numero è più grande di un altro se sta a destra di quel numero, a destra, o meglio dalla parte in cui ho messo la freccia, o dalla parte in cui sta l'1 rispetto allo 0, diciamo. Quindi l'utilizzo della retta in tutte queste situazioni è estremamente utile. Veniamo adesso a parlare della moltiplicazione e della divisione. Non mi soffermerò molto, ma vorrei solo arrivare a giustificare le definizioni. Allora, come abbiamo avuto modo di dire anche la scorsa lezione, meno male in questo percorso che stiamo facendo siamo partiti dall'insieme dei numeri naturali e siamo passati a un insieme che è l'insieme dei numeri relativi, che ha come sottoinsieme l'insieme dei numeri naturali. Ora stiamo passando dall'insieme dei numeri naturali all'insieme dei numeri razionali, che hanno l'insieme dei numeri relativi come sottoinsieme. Quando passiamo da un insieme a un insieme che lo contiene, e nell'insieme di partenza avevamo delle operazioni, per esempio la somma e il prodotto, vorremmo che nell'insieme più grande, se consideriamo le stesse operazioni, queste operazioni mantengano quelle proprietà che avevano nell'insieme più piccolo. Allora, la somma è commutativa, vediamo che anche la somma di numeri razionali sia commutativa. Il prodotto di numeri interi è commutativo, vorremmo che anche il prodotto tra numeri razionali sia un'operazione commutativa. Quindi una prima proprietà che conosciamo della moltiplicazione è che moltiplicare per 1, qualsiasi numero moltiplicato 1 rimane uguale al numero stesso. Quindi in particolare il numero 1 fratto n lo possiamo scrivere come 1 fratto n per 1 sempre. Allora, 1 fratto n per 1 fratto m, come possiamo definirlo? Allora, questo possiamo arrivare a questa definizione richiamando quelle osservazioni fatte all'inizio, per esempio, sul fatto che l'ennesima parte di 1 fratto m è 1 fratto m, e abbiamo visto che quel prodotto che si fa al denominatore è commutativo, quindi è ragionevole pensare che il prodotto di 1 fratto n per 1 fratto m sia 1 fratto il prodotto dei denominatori. E allora quando andiamo a scrivere il prodotto di due frazioni, h fratto n per k fratto m, ricordiamo che h fratto n per definizione l'avevamo preso uguale ad h per 1 su n. K fratto m anche per definizione uguale a k per 1 su m. E allora qui ci troviamo una moltiplicazione tra quattro termini. Noi abbiamo detto che vogliamo mantenere quelle proprietà per cui la moltiplicazione è
associativa, commutativa, e quindi utilizzando, se vogliamo che sia commutativa, possiamo scrivere questa cosa che avete scritta qui, cioè fare prima la moltiplicazione h per k e poi moltiplicare per 1 su m per 1 su n, e quindi arrivare a scrivere che il prodotto di due frazioni h fratto n e k fratto n è la frazione che ha come numeratore il prodotto dei numeratori e denominatore il prodotto dei numeratori. E ancora osserviamo che se h è diverso da 0, possiamo scrivere la frazione n fratto h, ancora è ragionevole avere che h fratto n per n fratto h sia uguale a 1, anzi, seguendo la definizione che abbiamo appena dato, otteniamo esattamente questo. E questo ci porta alla definizione dell'inverso di un numero razionale. Chiameremo quindi l'inverso del numero razionale h fratto n. Possiamo parlare di inverso solo se il numeratore è diverso da 0, quindi se il numero è diverso da 0, e lo indicheremo con h fratto n alla meno 1, richiamando le notazioni delle potenze, esattamente il numero n fratto h. La cosa importante è che l'inverso ha questa proprietà: il numero moltiplicato il suo inverso dà 1. Bene, parliamo anche della divisione e anche qui ci richiamiamo alla definizione di divisione ancora che i ragazzi vedono già alle elementari. Cioè se abbiamo due numeri, supponiamo per il momento che siano interi per semplicità, il numero p diviso q è quel numero che moltiplicato per q dà p. Questa è la definizione di divisione. Allora, se il risultato di quell'operazione, cioè se il numero che è il risultato della divisione è p fratto q, non sappiamo come indicarlo per il momento, chiamiamolo x e poi vediamo un po' come possiamo indicare questo numero x. Allora, significa che se facciamo p diviso q e questo lo chiamiamo x ha la proprietà che x per q dà p. La stessa cosa vorremmo averla per le frazioni. Quindi se dividiamo, facciamo h fratto n diviso k fratto m, il risultato di questa divisione deve essere un numero, chiamiamolo x, che ha la proprietà che moltiplicato per k fratto m ci dà il dividendo che è h fratto n. E quindi abbiamo quest'uguaglianza, x per k fratto m uguale ad h fratto n. Ora, ricordiamo che abbiamo dato un numero razionale, abbiamo già definito il suo inverso. Qui abbiamo due numeri, uno è scritto, abbiamo anzi un numero che è scritto in questo modo oppure in questo modo. Se io moltiplico entrambi i membri di quest'uguaglianza per l'inverso di k fratto m, i due numeri restano uguali, ho moltiplicato per lo stesso numero, ma a questo punto k fratto m per il suo inverso, questa quantità qui dà 1, e allora scopriamo che quel numero x che moltiplicato per k fratto m dà h fratto n è il numero h fratto n per m fratto h. E questo è, diciamo,
un modo di giustificare quella regola che dice quando facciamo la divisione h fratto n diviso k fratto n, moltiplichiamo per il numero razionale ottenuto scambiando numeratore e denominatore nel divisore. Bene, questo era tutto quello che volevo dire sulla divisione. Potrei dire delle cose analoghe a quelle che ho detto per la somma e la sottrazione nell'insieme di numeri relativi, e cioè che con questa definizione in realtà l'operazione principale è quella di moltiplicazione. La divisione si riscrive, si può sempre riscrivere in termini di moltiplicazione, e quindi le proprietà importanti sono quelle della moltiplicazione. Le proprietà della divisione si ottengono come conseguenza di quelle della moltiplicazione, e quindi, lo dico in maniera un po' provocatoria, potremmo fare a meno della divisione, come ho detto potremmo fare a meno della sottrazione. In realtà dal punto di vista pratico si fanno queste operazioni, però i concetti importanti, le proprietà importanti, così come quando abbiamo parlato più diffusamente della somma, abbiamo detto è quella l'operazione importante, l'altra è più un'operazione aritmetica che un'operazione algebrica, qui valgono più o meno le stesse cose. Io adesso non mi soffermo su questo perché sono altre le cose che vorrei dirvi invece sui numeri razionali. Vediamo un attimo. Sì, allora io direi che questo è un buon momento sia come orario che come argomento di fermarci per un quarto d'ora, quindi riprendiamo alle 4:10, alle 4:10 va bene, alle 4:10, e vedremo appunto qualcosa sulla rappresentazione decimale e i rapporti tra frazioni, divisioni e rappresentazioni decimali. Va bene. E aspettiamo le domande dalle sedi collegate in streaming. Magari togliamo l'audio così parliamo più liberamente, più